Un lungo percorso partecipato, 13 mesi. Siamo partiti, era l'11 e il 12 giugno 2017, con le prime rilevazioni e misurazioni strumentali dei flussi di traffico, rilevazioni geometriche delle larghezze delle strade, le rilevazioni delle criticità viabilistiche e dei punti potenziali di pregio e dei punti critici. Abbiamo fatto una prima valutazione con 3 proposte progettuali di massima. Queste sono state sottoposte all'attenzione in primis della Consulta del Commercio, che ha fatto da interfaccia con le attività commerciali produttive, in prima persona con il vice sindaco Pier Antonio Geronazzo, incontri pubblici diversi fatti aperti a tutta la cittadinanza. È durato diversi mesi questa fase finché è stata scelta una delle 3 ipotesi. Su questa sono state fatte osservazioni scritte dopo una pubblicazione all'albo apertorio di quasi 2 mesi, 51 osservazioni scritte, alcune sono state recepite, tant'è che il risultato finale, che poi è stato in questi giorni attuato, è il risultato di queste osservazioni. È chiaro che il cambiamento porta sempre preoccupazioni prima che avvenga questo cambiamento, comporta poi anche delle perplessità durante il cambiamento, c'è bisogno di abituarsi. È per questo che in questi 3 giorni abbiamo modificato la segnaletica orizzontale e verticale. A settembre riprenderemo con dei lavori un po' più consistenti, quali la riqualificazione di un tratto di marciapiede di via Garibaldi, ma fase sperimentale. Questi 6 mesi serviranno per cogliere in prima persona soggettive da parte dei fruitori della strada, ma servono soprattutto anche per continuare quelle indagini dei flussi di traffico, per confrontarli con le indagini fatte un anno fa. Faremo poi anche delle indagini acustiche e di emissioni in atmosfera, per avere tutta una serie di dati scientifici, tecnici, che dimostrino la bontà della soluzione ipotizzata e soprattutto se ci sono azioni correttive. L'apporto critico da parte soprattutto delle attività commerciali è fondamentale in questa fase, purché ci sia la voglia da parte di tutti di crescere. Io credo che questo c'è, molte attività commerciali lo hanno dimostrato anche negli articoli che ho letto nei giornali gli scorsi giorni, quindi sono ottimista nel fatto che sapremo crescere assieme e migliorare. Le modifiche sono divise per ambiti, sono 3 ambiti di intervento. Il primo ambito di intervento è quello che riguarda l'incrocio tra Via della Pace con Via Erizio e l'intersezione tra Via Erizio e Via Caduti di Nasseria. In questo particolare ambito sono stati disattivati i 2 semafori che erano presenti alle intersezioni anzidette con Via Erizio e è stato fatto in modo che queste 2 intersezioni diventi come un grande put che ruota attorno alle vie di Via Erizio salendo in direzione piazza, all'intersezione con Via della Pace venendo da Bigolino in direzione piazza di Valdobbiadene. Si continua con 2 corsie, una per l'emissione in direzione della piazza, quella sulla destra, e quell'altra a sinistra in direzione del caserma dei Carabinieri per Via Caduti di Nasseria. Lì si continua da Via Caduti di Nasseria in direzione Via della Pace, da dove si continua sempre in 2 corsie, quella sulla destra si mette per andare verso Bigolino e quella a sinistra si ritorna in questo put anzidetto. Aggiungo che su questa prima fase è stato inserito anche invertito il senso di marcia del senso unico di Via San Venanzio, che prima procedeva in ordine di marcia da Via Garibaldi scendendo per Via Caduti di Nasseria, adesso è stato invertito appunto da questo put che parte da Via Caduti di Nasseria, sarà un senso unico a salire con sbocco in Via Garibaldi. Il secondo ambito, che è quello che è stato fatto ieri e terminato oggi, è quello che riguarda Via La Piazza e Via Garibaldi. Via Garibaldi, all'intersezione che vi ho anticipato con Via San Venanzio, diventa un senso unico a salire.
un senso unico che da via Garibaldi all'intersezione con via San Venanzio sale fino all'imbocco sulla piazza. Sulla piazza di Valdobbiadene invece abbiamo lato fronte municipio che è stato chiuso al traffico e sarà uno spazio pedonale lasciato alla cittadinanza, e l'unico lato percorribile della piazza sarà quello fronte ex farmacia comunale, che sarà un senso unico ad andare in direzione del campanile. Arrivati lì si salirà per Viale della Vittoria, che sarà un altro senso unico a salire, per proseguire all'incrocio tra di fronte al monumento dei caduti, senso unico andando verso sinistra in direzione di via Sant'Antonio, e arrivato all'incrocio con via Sant'Antonio, via San Martino, si scenderà con senso unico a scendere verso la piazza, creando un altro mini put che roterà attorno agli edifici che vi ho detto, passando per la piazza. Da segnalare inoltre che a lunedì mattina per il mercato di Valdobbiadene è stata fatta una modifica spostando le bancherelle degli ambulanti, rendendo carrabile via Piva e la parte fronte del campanile, per poi salire verso via Mazzolini, dando lo sbocco su via Roma. L'ultima parte da menzionare, che è l'ultimo ambito oggetto dell'intervento, che è in fase di chiusura adesso e domani mattina, tempo permettendo, vedremo di chiuderlo, è quello che riguarda l'ambito di via La Cordana, che verrà trasformata da doppio senso di marcia a senso unico a scendere in direzione di via Piva. All'incrocio con via Piva poi ci si arriverà sull'altro lato della strada in via Calderruio, che diventerà senso unico ad entrare per poi uscire sullo sbocco che finisce in la via che sale dalle scuole medie, per capirsi. Questi saranno i 3 ambiti di intervento oggetto di questa modifica.